Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, che torna nella sua collocazione abituale la mattina alle 9:30 e poi la sera alle 18. Allora, stamattina titolerei il nostro spazio così: dimmi di che scandalo parli e ti dirò che paese sei. Nella fattispecie, se un paese da operetta o una democrazia avanzata. Facciamo questa analisi comparata di due scandali di quest'ultimo scorcio d'estate. Da un lato c'è questa storiella, pecoreccia, che abbiamo capito tutti, no? Diciamo, l'amante di un oggi ex ministro che non riceve la nomina che si aspettava, aveva pattuito, pensava di aver pattuito, e inizia uno stillicidio di rivelazioni sull'ex ministro medesimo, mettendolo fortemente in imbarazzo sul piano privato, che ovviamente esonda immediatamente sul piano pubblico, un po' perché un ministro è ovviamente di per sé una figura pubblica, un po' perché i giornali seri, pensanti e del ceto medio riflessivo ci sguazzano. A un certo punto questo ministro deve giustamente, a nostro giudizio, come abbiamo chiarito ampiamente, dimettersi, perché le dimensioni più che dello scandalo, a nostro giudizio, del ridicolo, ma stanno comunque esondando, e come diceva un signore che se ne intendeva abbastanza, Francesco Cossiga, in politica non c'è niente di più pericoloso del ridicolo, e quindi come l'alfabeto di questo scandalo erano cuoricini in chat, pranzi o caffè pagati o non pagati, trasferte a carico del ministro o di chi, allusioni su telefonate con la moglie ascoltate anche dall'amante, e insomma questo era il livello del Watergate, noto come caso San Giuliano. Poi c'è un altro, ci sarebbe, se usiamo il condizionale, diciamo, visto quanto sia poco valorizzato in certi anfratti del mainstream, comunque ci sarebbe uno scandalo con la S maiuscola, cioè ci sarebbe un'ipotesi accusatoria della Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, non l'ultimissimo magistrato, da cui scaturisce il seguente quadro: l'azione sistematica, non episodica, che aveva tra i suoi protagonisti, avrebbe avuto tra l'altro l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati, soprattutto il finanziere Striano, cronisti di punta di giornali di sinistra, nella fattispecie soprattutto cronisti del Domani, dediti a triangolazioni per produrre dossieraggio contro l'avversario politico, nella fattispecie la Lega. Le accuse e la ricostruzione, tutte ovviamente da dimostrare per chi come noi è di cultura garantista, ma il caso giornalistico, non giudiziario, al momento deve o dovrebbe raccontare questo quadro, cioè la costante acquisizione di dati sensibili, di dati anche che non potevano essere acquisiti, tutti filtrati in modo unidirezionale per colpire una coalizione, soprattutto un partito, tutti girati, fatti avere in qualche modo a giornalisti amici e nemici di quel partito. Pare che nelle chat, no, pare, è agli atti dell'inchiesta, nelle chat ci siano messaggi di Striano con anche cronisti del Fatto, a cui dice: gli input mi arrivano da fonti esterne, quindi ventilando, come dire, coinvolgimenti di ulteriori di apparati dello Stato non meglio precisati. Ebbene, tutto questo è un quadro di dossieraggio pesante che unisce poteri dello Stato, che peraltro avrebbero, no, come loro missione anche il contrasto alla mafia, in combutta con esponenti del potere mediatico, tutto per danneggiare, diciamo a priori, un partito politico votato dagli italiani, che rappresenta una quota di italiani, che è un attore della democrazia italiana.
Allora, qual è lo scandalo in un paese normale, civile, avanzato? La commedia pecoreccia di San Giuliano o il caso dossieraggio contro la Lega? Cioè, di cosa si sarebbe parlato in un sistema dell'informazione evoluto nell'ultimo mese? Noi sappiamo di cosa si è parlato nel sistema dell'informazione italiota, si è parlato ovviamente a oltranza dell'affaire San Giuliano. Anche oggi intervistano ancora la dottoressa, o signora, dice il marito, non dottoressa Boccia, secondo la quale ora San Giuliano non può più nemmeno tornare in Rai, cioè probabilmente deve andare in mezzo a una strada, non so, deve fare mea culpa e chiudersi in un convento, e la signora ancora ascoltata come una Giovanna d'Arco contemporanea dai giornali mainstream, nei giorni in cui vengono a galla ulteriori dettagli su uno scandalo da Repubblica delle Banane, da pseudodemocrazia sudamericana, a cui i giornali che danno alla signora Boccia paginate dedicano, quando va bene, delle brevi in cronaca. Allora capite che il dibattito è truccato, capite che lo stato dell'informazione generale è prossimo al coma vegetativo, capite che tra la commedia più o meno sexy del San Giuliano Gate e il dossieraggio tra poteri dello Stato, finanza, forse fonti esterne di Cestriano e cronisti politici contro la Lega, è invece un problema autentico di democrazia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.